Riprendiamo il nostro cammino, quest'ultima tappa del nostro cammino verso il Natale, che ci ha visti camminare abbastanza spediti verso il cuore di questa festa che segna profondamente non solo la nostra fede di cristiani, ma un po' anche la nostra cultura, perché il Natale rappresenta un dato culturale importante che va purificato dalle scorie che spesso nascondono il vero significato del Natale, come tante volte purtroppo succede ed è successo. Le incrostazioni storiche sono pesantissime tante volte anche nella nostra fede ed è quello che abbiamo un po' tentato di fare attraverso queste brevi riflessioni. Questa settimana scendiamo proprio dentro il concreto della storia, sia nella prima lettura che adesso vi leggo, che è una lettura significativa. Siamo sempre nel profeta Isaia, questo profeta così concreto, e anche in un tempo difficile, perché era un tempo difficile della regalità, il popolo era disorientato e i profeti prendono in mano la situazione del popolo, e Isaia in questo caso ci racconta una situazione molto concreta, ed è talmente concreta che forse è la prima volta che noi possiamo collocare nel tempo e nello spazio proprio l'intervento del profeta Isaia. Lui dice: il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emmanuele. Siamo in una situazione molto concreta, molto storica, forse nel 730-735 a.C., Samaria, capitale del Regno del Nord, e Damasco, il più meridionale dei regni siriani. Ed è una questione di alleanze, di mettersi insieme, è una incapacità dei popoli di coniugare la parola pace, di realizzare il sogno di Dio sull'umanità, il grande sogno della liberazione. E c'è la logica degli interessi, le logiche di parte, e quindi questa difficoltà, e anche la difficoltà poi di affidarsi a Dio. Ebbene, a un certo momento Isaia un po' sembra stancarsi, no? E dice: guardate che Dio ama la casa di Davide, vuole sostenere il suo popolo, vuole mantenere viva la sua stirpe, e ci sarà questo segno straordinario. Ecco, ci sono varie interpretazioni su questo Emanuele. Qualche studioso dice che magari è il figlio stesso di Acaz, e qualche altro dice che forse è l'anticipazione del Messia. Ecco, a me piace molto questa interpretazione, cioè questa storia faticata degli uomini che esprime, che fa sbocciare a un certo momento il Messia, il figlio di un'umanità stanca, che però è ancora in grado di far fiorire se stessa attraverso l'Emmanuele. E guardate, molto concretamente, io credo che oggi noi viviamo una storia difficile. Noi viviamo una storia dove provate a pensare, no? Io leggevo l'altro giorno l'arresto di Francesco Corallo, questo mafioso, no?
che viene arrestato per il gioco d'azzardo perché è un imprenditore transnazionale del gioco d'azzardo. Viene preso lui e i suoi sodali, dove sono coinvolte persone di primo o di secondo grado, ma anche sfiorata la politica. Viene preso e c'è tutto un miscuglio, no, di peculato, di paradisi fiscali, di evasione fiscale, di associazioni a delinquere a livello transnazionale. Ci sono profitti altissimi sulla pelle di tante persone, ma anche di tanti ragazzi, di tanti giovani, e complicità da tutte le parti, non soltanto dalla parte della politica, no? E sono truffe camuffate da giochi. Su questo io tante volte ho preso posizione. Vedete, è un mondo disorientato. Quando la gente si butta sul gioco, sul rischio, ecco, noi viviamo un tempo di estrema precarietà. Precarietà perché? Perché anche la politica e forse anche le comunità cristiane non educano più a sognare, a pensare in grande, a progettare, ad avere progetti, a lavorare. Forse perché anche la politica e le comunità, le organizzazioni, le associazioni sono legate a tempi ben stabiliti, quasi frazionate nella propria esistenza. E non c'è questa dimensione globale che aiuta a dare un senso alle persone. Sono rimasto esterrefatto l'altro giorno quando vedevo i dati per cui 8.000 persone si suicidano all'anno. 8.000 persone. È un numero straordinariamente alto, no? E allora questo mi preoccupa. E bisogna recuperare il senso dell'appartenenza, bisogna recuperare il senso della gentilezza, il senso della cooperazione. Bisogna sentire che il problema della povertà è un problema di tutti e non è un problema soltanto di alcuni, che il problema del lavoro non è soltanto un problema di lavorare per avere un profitto, ma è un problema di dignità per le persone. Ecco, in questo contesto, pensare all'Emmanuele, pensare a una realtà che rifiorisce, ti porta speranza e ti porta fiducia. E il Vangelo. Sarebbe stato interessante continuare ad approfondire le tematiche del profeta Isaia così concrete, ma anche il Vangelo oggi mi è particolarmente caro. C'è una figura che abbiamo sempre considerato di secondo piano, è la figura di Giuseppe, no? Quasi l'omino di casa, quello che in fondo ha avuto una parte di secondo piano nell'economia della salvezza. Ma io invece considero Giuseppe una delle figure straordinarie. E quella di Giuseppe che il Vangelo di Matteo oggi ci mette di fronte, io la chiamerei la seconda annunciazione. Mi piace sentirlo così, Giuseppe. E lui è preoccupato. E sentite il Vangelo come lo racconta. Sua madre Maria, essendo promessa sposa, Maria madre di Gesù Cristo, così fu generato Gesù Cristo, e essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, e già domenica scorsa ho spiegato cosa voleva dire, no? Passava un anno tra lo sposalizio e la vita comune, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria sposa. Infatti il bambino
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. È straordinario. Ecco, questa secondo me è la seconda annunciazione. E Giuseppe non è una figura di secondo piano, non è lì a fare il contorno, a riempire un buco nel presepio, no? Ma Giuseppe è l'uomo giusto, l'uomo che ascolta, che a un certo momento ha il coraggio di scegliere tra la legge e l'amore, e sceglie l'amore. La legge del Deuteronomio era una legge rigida, forte, e anche oggi tante volte noi, vedete, siamo chiamati come Giuseppe a scegliere l'amore prima della legge, perché veramente oggi mettere la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia. E quante volte oggi anche nella comunità cristiana, no? Si mette prima la legge, il diritto canonico, piuttosto che il Vangelo, piuttosto che l'annuncio, piuttosto che la profezia, piuttosto che il rischio del Vangelo. E questo è straordinario. Giuseppe è l'uomo giusto per questo, perché segue il sogno, segue la profezia e segue l'amore. E ditemi voi se questo non è una testimonianza forte, precisa, determinata. E guardate, credo che sia importante anche questo, il Papa lo ricordava l'altro giorno a proposito di legge, no? Diceva, possiamo essere peccatori e lo siamo tutti, no? Sentiamo tutti il peso del nostro peccato, che è anche il peso delle nostre insicurezze, delle nostre paure. E io credo che anche Giuseppe sentiva questo. Ma poi la corruzione è un'altra cosa, l'illegalità è un'altra cosa, l'incapacità di mettere al centro la persona è un'altra cosa. E allora il Papa lo diceva peccato sì e corruzione no, soprattutto la corruzione laddove vengono messe in secondo piano quelle che sono le difficoltà, parlava della sanità, degli ospedali, non si può speculare sulla malattia, sulla debolezza delle persone e mi pare estremamente importante e Giuseppe allora è questa persona che sceglie l'amore. E poi mi piace sottolineare, perché vedete Giuseppe sobrio è la figura che simbolica rappresenta tanti nostri papà, tanti uomini che hanno segnato con la loro presenza, con la loro storia il nostro tempo. Perché Giuseppe ha insegnato a Gesù l'arte di essere uomo. E l'arte di essere uomo è quell'arte che ti permette di lavorare nel mondo per dare dignità alle persone. Ecco, solo dare dignità a una persona, anche questa è una parola del Papa, aver aiutato una persona sola darebbe senso alla tua vita. Ecco, Giuseppe ha fatto questo e vi sembra che non sia una cosa importante? Ha educato Gesù a dare dignità alle persone. E poi Gesù tutta la sua vita darà dignità, incontrerà i peccatori, prenderà per mano i deboli e darà coraggio a chi coraggio tante volte non ce l'ha, alzerà chi è azzoppato, no? Spezzerà il pane con chi non ne ha e tutta la vita di Gesù Cristo sarà una vita a dare e a portare dignità. E allora ecco, Giuseppe è un uomo grande e possiamo tranquillamente concludere questa nostra riflessione dicendo come Maria anche lui è un prototipo per ogni cristiano.
nella sobrietà, nella semplicità, ma nel coraggio e nella determinazione.